Nella 23esima in eccellenza il sorprendente Due Torri riesce a sbancare lo stadio dei Salaci per 1-0 grazie alla rete di Napoli. Camarat che scendeva in campo con Pellitteri, Bonito, Messina, Canzoneri, Fragapane, Pagera, Azzarello, Matera, Licastri, Panepinto e Di Piazza, allenatore Renato Maggio squalificato. Due Torri che rispondeva con Durante, Russo, Saggio, Zagami, Di Napoli, Guido, Carriolo, Danna, Craccò, Biondo, Mincica, allenatore Giuseppe Raffaele. Già al decimo gli ospiti si fanno subito pericolosi con Cariolo che tutto solo con Pellitteri calcia malamente al lato. Al decimo l'episodio che fa più discutere. Licastri cede palla a Panepinto, il numero 10 biancazzurro viene steso in aria da un difensore del Due Torri, ma l'arbitro, sotto lo stupore di tutti, fa cenno di continuare. Al 12esimo Matera impegna severamente Durante con un colpo di testa ben calibrato. La gara stenta a decollare e le due squadre si contentano il gioco a centrocampo. Al 35esimo, su punizione di Azzarello, Licastri spizzica di testa, ma Durante sventa la minaccia. Nella ripresa al 75esimo, la più nitida delle occasioni capita sui piedi di Biondo, il quale colpisce la traversa piena a Pellitteri battuto. 2 minuti dopo lo scatenato Panepinto per poco non trova il gol della domenica con Durante che compie un vero e proprio miracolo deviando in angolo l'insidiosa conclusione dai 20 metri. Ma all'82esimo sugli sviluppi di un corner arriva la corrente di Napoli che di testa realizza il gol che decide il match. All'87esimo viene atterrato Portella in aria, ma l'arbitro lo ammonisce per simulazione, una decisione che farà molto discutere. Nei minuti di recupero ci prova Portella, che spizzica di testa non trovando la porta. Mister, bella vittoria delle Due Torri contro un Camarat che se l'ha giocata fino all'ultimo, dobbiamo dirlo questo. Sicuramente il Camarat è una squadra che già all'andata ha fatto punti sul nostro campo, è sicuramente una squadra molto, molto difficile da affrontare, aggressiva, buona tecnica. E forse io adesso non sono a conoscenza delle problematiche, ma sta pagando magari un anno un po' così di sfortuna a livello di infortuni, ha perso Privitere, secondo me l'ho visto all'andata, è un giocatore determinante, però è sempre una squadra veramente ostica da affrontare. Del resto penso che noi oggi abbiamo vinto qui soffrendo, secondo me facendo una buona partita dal punto di vista proprio della voglia, però abbiamo incontrato una squadra che ha giocato sicuramente alla pari con noi, ma credo che anche Licata quando ha vinto qui ha vinto la partita forse ancora più fortunosa di quella che è stata la nostra vittoria oggi, quindi partita difficile, sicuramente siamo soddisfatti, anche noi siamo in un momento in cui veniamo da degli infortuni importanti e abbiamo il bisogno di rigenerare un attimino qualche giocatore che è anche stanco. C'è poco da aggiungere, più parliamo della partita perché diciamo che oggi è lo specchio della stagione, una partita che abbiamo giocato alla pari con una grossissima squadra, una partita che sicuramente è stata bellissima, una partita che ha detto che questa squadra non merita assolutamente questa classifica pur mancando di giocatori importanti, voi squalificati, voi infortunati. Domenica arriva un'altra delle messinese, l'Orlandina, che gare ti aspetti? Con quale obiettivo andrete a giocare? Andiamo a giocare come abbiamo fatto oggi, con questo spirito credo che andremo molto lontano, credo che vinceremo la partita.